Grande match di scena ieri al 21 settembre Franco-Salerno tra l'FC Matera con pagine di Serie D ed il Foggia, formazione di prima divisione. Gara che segna anche l'esordio casalingo dei biancazzurri. I materani di mister Corino tengono testa alla temibile compagine foggiana, che riesce soltanto ad un minuto dal triplice fischio ad imporsi per 2-1. È sempre bello giocare qui. Io sono 10 anni che mancavo da qui. 10 anni fa giocavo qui e l'emozione è immensa. Straordinaria la cornice di pubblico del 21 settembre Franco-Salerno, circa 5.000 presenti, curiosi di vedere all'opera i talentuosi materani. Prima del match sfilano in campo tutti i biancazzurri per presentarsi al pubblico, quindi via alla gara. Sono i padroni di casa a rendersi pericolosi per primi. Al terzo minuto il calcio di punizione di Principiano dal vertice destro dell'area di rigore foggiana trova il colpo di testa di Ancora che finisce al lato di poco. Dopo 90 secondi è il Foggia a proporsi in avanti con Mattioli che ci prova in scivolata ma manda a fondo campo. I 22 in campo insistentemente propongono interessanti trame di gioco, quindi al 26esimo il materano Ancora da destra entra in area avversaria ma conclude debole piuttosto che servire al centro albano. Il Foggia si rifà vivo con Mattioli che nel giro di 60 secondi tra 28esimo e 29esimo minuto impegna in due circostanze l'estremo difensore materano Mirabelli, sempre vigile. Al 36esimo gli ospiti sbloccano la situazione. Troianiello si invola sulla destra e libera al centro il solito Mattioli che al volo spedisce in rete. Rapida reazione biancazzurra, al 40esimo Principiano si destreggia in area pugliese ed appoggia ad Albano che da due passi calcia debole e centrale, blocca con una certa tranquillità Coscia. Ad un minuto dal riposo, penalty dubbio concesso ai materani per atterramento in area di Ancora ad opera di Zanetti. Dal dischetto si presenta Albano, il cui rasoterra ben angolato ma debole trova la respinta dell'estremo difensore foggiano. Si va negli spogliatoi sullo 0-1. Al rientro, al 15esimo e 30, Germinale manda di poco al lato, quindi al 19esimo resta in 10 il Foggia per l'espulsione di D'Amico, reo di una brutta reazione su Schiavone. L'FC Matera subito ne approfitta. Al 25esimo Garcia ruba palla dopo un fallo laterale avversario ed innesca Ancora. Ingresso in area del biancazzurro con tanto di tunnel e diagonale perfetto, su cui nulla può Coscia. Alla mezz'ora occasionissima per Marsico servito da Ancora, tocco sotto del materano che supera il portiere ma poi la sfera danza sulla linea di porta foggiana senza trovare alcuna deviazione. Si vola al 44esimo, corner da sinistra di Mancino, mischia in area materana ma è lesto Germinale a buttare la palla alle spalle di Mirabelli. Dopo alcuni secondi arriva il triplice fischio, gara che termina 2-1 per il Foggia. La cosa certa è che si è visto un bel calcio. Come impatto dalla gara benissimo, bellissimo giocare di sera in questo stadio con tutta questa gente, un grande avversario come il Foggia, possiamo ritenerci soddisfatti, dobbiamo ancora lavorare molto, ci stiamo impegnando per questo, per affrontare tutte le gare di campionato e pensiamo soprattutto a domenica col Genzano che inizia già la prima partita ufficiale di Coppa Italia, così possiamo iniziare bene alla grande.